Ah, cosa intendi, eh? Come? Eh, non so cosa vuoi. Ma non lo so, non ti capisco. Cosa? Ah, 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 ah. Eh, sì. Cosa? Cosa? Vuoi uscire? Forse voleva proprio uscire. Oh, non lo so. Piove. Ma strano che piova, eh. Sì, da domani dovrebbe migliorare. Già in serata forse, ma in realtà qua secondo me durerà ancora questo brutto tempo. Vabbè, comunque, e lunedì, stupenda giornata autunnale. Il lunedì, che si va a lavorare. Il lunedì. Grazie. Pippo si sta lavando. Sta lavando la cicetta. Ti ho sporcato. Tu non capisci con chi parlo? Dimmi. Cosa c'è? Mm, sì, coccolini. Coccolini, a Bobby, coccolini. Non puoi venire in braccio. Bebe? Eh? Sì, cosa? Ah, bu, bu, bu. E anche oggi è andata. Ah, domani, venerdì, poi ultimo giorno, sabato. E poi la pausa della domenica. Io, guardate, io vivo la settimana aspettando il sabato dopo pranzo, insomma, dopo lavoro, perché ho proprio necessità della domenica di stare a casa. Infatti io la domenica traffico tantissimo in casa, faccio tante cose, magari andiamo anche in baita io e Franz, però ne approfitto anche per fare tante cose in casa se rimaniamo a casa. Ma anche se andiamo via alla fine mi organizzo e faccio lo stesso. Proprio mi piace avere tutta la giornata a casa, è una cosa che adoro, che mi manca, perché sì, ho fatto le ferie, per l'amor di Dio, però mi manca proprio quella routine. E la cosa che più mi infastidisce, tornando un po' al video precedente, è il fatto che io non possa avere altri orari, ma sempre e solo la mattina. E il primo anno, anno e mezzo mi andava anche bene. Adesso questo è il quinto anno che lavoro lì, 20, 21, 22, 23, 24, questo è il quinto anno. Mi pesa fare sempre solo la mattina, perché non ho modo di fare, di organizzarmi un po' diversamente, magari che so, ho qualche mattina, qualche pomeriggio o magari giornate intere e mi organizzo, che so, una mattina se voglio dormire di più, dormo di più e poi vado a lavorare, invece non posso. E questa cosa mi infastidisce tanto. A lungo andare adesso ne sento la pesantezza, perché un conto è magari poi stare a casa anche il sabato, invece no, io faccio 6 giorni su 7 e sempre solo le mattine. E sta cosa qua mi pesa tanto adesso, tanto. Volevo dirvi anche questa cosa, perché sì, è bello, ho tutto il pomeriggio libero, sì, però se ci pensate, ora che fortunatamente il lavoro è vicino casa, ma ora che arrivo a casa, se ho il pranzo pronto è una fortuna o sono stata io previdente e ho programmato la cosa, altrimenti devo far da mangiare, bisogna pulire per forza, sono io che arrivo a casa per prima, quindi pulisco io. Bisogna pulire per forza casa perché i gatti la mattina si danno le pazze gioie e quindi sporcano tutto. E ora che fai il pranzo, appunto, pulisci e poi magari lavi i piatti se hai voglia, se no no, e ti rilassi un secondo, è già pomeriggio, cioè nel senso pomeriggio 4, 4 e mezza di pomeriggio e sinceramente a quell'ora là io non ho più voglia di fare niente, cioè vado proprio in crisi, non faccio più niente, quindi cioè, sì, ho tutti i pomeriggi liberi, ma non è così rosa e fiori. Primo anno, anno e mezzo di lavoro, diciamo che mi andava bene, riuscivo a gestirmi i pomeriggi, io e Franz riuscivamo ad andare via il pomeriggio se volevamo andare a farci un giro, ma perché non eravamo così stanchi. Invece adesso ci siamo ritrovati ad essere tanto stanchi, stufi proprio del lavoro in sé e dell'orario anche io, particolarmente io dell'orario.
Franz sì, pesa adesso, sinceramente adesso è molto stanco. Non vi dico neanche che orario fa, ma lavora tante ore. Quindi sì, ho i pomeriggi liberi, ma alla fine non concludo niente perché appunto dopo tanti anni sempre e solo con questo orario stanca tanto, stanca. E quindi se riesco a organizzarmi in qualche modo a fare qualcosa, lo faccio, però con la stanchezza, perché anche magari quando esco a fare una passeggiata al pomeriggio con una mia amica, lo faccio, però comunque sono stanca perché ho fatto 6 ore e mezza, 7 di lavoro, dipende, e comunque sono stanca, cioè non è che posso andare a scalare il Monte Everest per dire. Con Franz l'abbiamo fatto, partire dopo lavoro e andare a fare una camminata, sì, però ragazzi è pesante, è tanto pesante. C'ho la fotocamera sporca, perché c'è il riflesso. È pesante, infatti poi la difficoltà dell'alzarsi il giorno dopo è molto evidente, cioè lavorare e poi andare a camminare il pomeriggio, cioè arrivi al giorno dopo che sei sfatto praticamente anche dormendo abbastanza ore non riesci a recuperare, perché comunque non siamo più ventenni, quindi si sente la stanchezza. In questi video mi metto a riflettere su certi aspetti della mia vita, ma è anche questo il mio canale, insomma, è normale. Boh, ci aggiorneremo quando avrò qualcosa da raccontarvi o da farvi vedere, perché con questo meteo c'è niente da fare. Pensavo di aver finito di passare l'aspirapolvere. In realtà devo passare questo qui, che l'ho solo sbattuto. E devo passare anche il poggiolo perché è tutto sporco. Io pensavo di aver finito. Finisco di pulire queste due robe e poi penso cosa fare. Adesso c'è un bellissimo sole. Boh, prima mi sentivo quasi ispirata per andare a fare una camminata. Prima avevo questa ispirazione, non è che ci sia ancora, è già andata via. No, però mi farebbe bene fare 2 passi, sinceramente. Oggi al lavoro, perché non posso spiegarvi, vabbè, ci ha portato dei Krapfen, buoni. Io per merenda ne avevo mangiato uno, poi il collega che era lì non ne voleva, Franz invece era impegnato, non poteva venire in ufficio, e ne sono avanzati 2 perché uno poi l'ho mangiato dopo lavoro. Quindi ho mangiato 2 Krapfen, mi servirebbe davvero una camminata per smaltire tutte quelle calorie, mamma mia. Però uno con la crema, che vado sul sicuro, so che non mi fa male, non sono allergica, eccetera. Che non mi fa male, no, che non sono allergica, in quel senso non mi fa male. E invece l'altro che avevo mangiato era con la crema di pistacchio. Buona, molto buona, non troppo dolce e sapeva veramente di pistacchio. Perché ci sono delle creme che di pistacchio non sanno tanto, sanno più di zucchero. In realtà quella era buona. Comunque, queste sono le sorprese belle del lavoro. Ogni tanto viene qualcuno con qualcosa da mangiare. Che bello. Vabbè, dai, finisco di fare i mestieri e poi penso a cosa fare questo pomeriggio. Mi ero messa di fuori sulla sdraio, ero qua così tranquilla, così, col sole in faccia, alzo lo sguardo, ok, di qua è così, ma di là è nero, è nerissimo,
Cioè, io non ci avevo fatto caso perché avevo il sole in faccia e non mi ero resa conto di quanto fosse nero dall'altra parte. Mamma mia, che roba! Ah, sta iniziando a piovere. Ecco, sta gocciolando in questo momento. Vabbè, ok. È l'ultimo sole questo perché ormai è lì. Beh, ultimo no. Però è là, sì, non manca tanto al tramonto. Vabbè, per i nuovi iscritti di solito, cioè in estate, tramonta là via il sole. Ecco, adesso tramonta qua, in inverno tramonta tipo qua. Che brutto. Sto facendo un po' di cose da mangiare. Qui ho le patate, dovrebbero essere cotte, spero. Le ho tagliate a metà per farle cuocere meglio. Le ho cotte a pressione. Poi qui ci sono le cotolette per stasera, io già le tiro fuori così fanno prima cuocere stasera. Qui c'è il riso per Franz con mais e tonno. E mais e tonno, sì, semplicemente spezie e salsa sriracha, che però non messa poca perché sennò diventa troppo piccante. E adesso cuocio queste due buste. Io vorrei andare all'Ipertosano a fare spesa di questa roba qui, verdure congelate, tutte queste cose qui che usiamo tanto e che qua costano tantissimo e non sono neanche tutto sto grano, cioè, questi sì hanno pezzi interi, ma quelli del Lidl ad esempio sono un orrore. Non so se è capitato anche a voi, ma vabbè. Adesso apro questa, tolgo le patate dal cestello e metto quelle a cuocere, e così per domani anche c'è già roba pronta.